Fra le varie iscrizioni ufficiali che a San Marco, come nel resto della città, raccontano parte della storia della Serenissima, ve ne sono alcune di mano popolare, molto belle, quasi tutte tracciate con quella stessa porpora che probabilmente veniva utilizzata per tingere i tessuti, e fanno quasi sempre riferimento all'elezione di un doge, ma vi sono alcune eccezioni, questa è una di quelle, che raccontano altro. Come potete vedere, sui due pilastri compare una data, che è la stessa, il 1588, e un grande viva di esultanza. E in particolare alle mie spalle c'è anche un grande corno dogale. In questo momento il doge è Pasquale Cicogna, ma è stato eletto prima del 1588 e morirà abbastanza dopo questa data. Ma nel giugno di quest'anno però viene posata la prima pietra del ponte di Rialto così come lo conosciamo oggi, che è il quarto ponte in ordine di tempo che viene costruito in quell'angolo di canale dopo una sequenza di 3 ponti di legno, e quindi questa è un'espressione di giubilo popolare per un avvenimento straordinario che cambiò per sempre la percezione del canale grande e della possibilità di transitarvi.